Si dipana la matassa del tempo e un filo si forma. Ci guida attraverso le sale del museo di Aquileia per conoscere l'antica città attraverso oggetti rari e insoliti che parlano di cose lontane eppure così vicine. Vi proponiamo un percorso nel quale l'amore del gioco ed il gioco dell'amore si intrecciano con diversi punti di vista, in modo certamente non usuale. Ma come ci racconta Ovidio, poeta che nel I secolo a.C. scrive l'Ars Amandi, l'arte di amare, il gioco poteva favorire l'amore e l'amore era un gioco. Ascoltiamo insieme queste antiche storie che iniziano da grandi imperatori. Al loro fianco le Auguste, spose e compagne, e si dipanano tra gli spazi degli uomini e quelli degli dei. Aprono finestre sui mondi incantati dei giochi dei bambini, tra risate e voglia di vivere, la stessa che genera il gioco dell'amore tra gli adulti. Unione fisica che i romani arricchiscono di valori beneauguranti e simbolici. E l'amore colpisce anche gli dei e nuove vite nascono da queste unioni. Nell'Olimpo e sulla terra, dove vengono generati eroine ed eroi, spesso destinati ad essere capostipiti di stirpi potenti che entrano nella storia. Entriamo allora nel mondo della corte imperiale. Ascoltiamo la voce di imperatori e delle Auguste, che spesso ad Aquileia hanno soggiornato in una fastosa villa che gli archeologi pensano di avere individuato. Io, Augusto, della gens Iulia, nata da Venere, nipote ed erede di Giulio Cesare, sono stato uomo di potere. Ho governato Roma e il mondo. Le porte del Tempio di Giano, aperte durante le guerre, per 3 volte io ho serrato. Giano, dio dal doppio viso, uno rivolto a sinistra a guardare il passato che si allontana, l'altro a destra ad accogliere il futuro che arriva. Dio del Capodanno, momento di giochi e di risate, anche per me. E di me? Cosa dice questa statua? Che sono stato pontefice massimo, colui che governava culti e leggi, che non osava avvicinarsi agli altari se non a capo coperto. Nell'intimità della mia casa, sul Palatino, sono stato uomo semplice tra amici. E ho giocato. Oh, quanto! Non solo in dicembre, ma sempre, in giorni di festa e di lavoro, rotolavano i dadi da scaldare la tabula lusoria. Ecco il tiro del cane, ecco il tiro di Venere, ecco fatto. Ho perso 20.000 sesterzi. E voi? Quanti me ne dovete? No, non voglio i vostri soldi, state tranquilli. Serio per me è stato il gioco dell'amore. Fui marito 2 volte in unioni politiche non sincere. Ma quando conobbi Livia, sentii che era lei, e lei la sola. 53 anni è durato il nostro matrimonio, sciolto solo dalla morte. Livia, nostri coniugi, memor vive, ac vale. Livia, addio. Vivi, ricordando la nostra unione. Quando sono nata mancavano 14 anni alle Idi di marzo, che hanno visto la morte di Cesare. Nel mio pensiero è questo il momento che ha segnato il vero corso della mia vita. Mi chiamo Livia. Già sposa, madre di un bimbo, ho conosciuto Augusto, nipote di Cesare,
teso alla conquista del potere assoluto. Lui, che poco tempo prima aveva cercato di far uccidere me, mio marito, suoi avversari politici. Che cosa amò di me il futuro signore del mondo? Sono rimasta incinta. Chi era il padre? Colui che era ancora mio marito? Oppure Augusto? Grossa di 6 mesi sono entrata nella sua casa per vivere insieme a lui. E poi, 3 giorni dopo il parto, ci siamo uniti in matrimonio. Fui sempre al suo fianco. Nella nostra casa sul Palatino abbiamo vissuto in semplicità e in accordo. Ho curato la dimora e lo sposo, come se non fossi stata la signora di Roma. Onore grande è stato avere il potere di gestire il patrimonio di Augusto. Onore grande quello di aver vista innalzata la mia statua. È stato mio nipote Claudio a rendermi divina. Lo ascolterete. La mia immagine ha così abitato le case dell'impero, ritraendomi, giovane o anziana, la testa adorna del diadema. Se la mia statua avesse conservato il braccio destro, alzata in alto la mano, io, Claudio, chiederei la parola, come un tempo facevo per parlare ai soldati, ed ora per rivolgermi a voi. Augusto, lo sapete, ebbe in moglie Livia, ancora incinta di un secondo figlio, fu chiamato Druso e fu mio padre. Quale colpa ebbi di essere nato zoppo e con la balbuzie? Amaro gioco della vita? Augusto mi apprezzava e questo fu mia ricompensa. Vidi imperatori Tiberio, mio zio, e poi Caligola, mio nipote. Lui ucciso, il corpo ancora sanguinante per i colpi della congiura. Cercai un rifugio e mi nascosi. Un soldato sollevò la tenda che mi celava. Ecco, pensai, la mia partita si chiude. E invece, la vita mi offrì l'impero e il potere. Ma seppi restare me stesso in momenti solo miei che sapevo ritagliare. Quanto ho amato il gioco dei dadi. Ho scritto persino un libro sull'arte di lanciarli. Un'arte, sì, senza imbrogli, sciocchi espedienti. Ho giocato nelle sale da pranzo, in viaggio. Come ho potuto? Ho fatto predisporre la carrozza e la tavola per giocare in modo che nessun brusco movimento potesse disturbare la partita. Ho vinto, ho perso, ma il gioco dell'amore mi ha travolto. Ho avuto 2 fidanzate e poi 4 mogli. La terza, Messalina, la feci trafiggere. Agrippina fu la quarta e lei uccise me. Sono Antonia Minore, madre di Claudio, che poco ho amato. La mia statua è stata ritrovata assieme alla sua e a quella di Augusto, là dove sorgeva il circo, vicino al luogo in cui gli aquileiesi di oggi seppelliscono i loro morti. Immagini che sempre sono state innalzate assieme per mostrare la gloria della casa imperiale, assieme come sono adesso. Che dire di me? I miei abiti mi descrivono. Porto la veste delle donne sposate. Mia madre è stata Ottavia, sorella di Augusto. Mio padre Marco Antonio, che ci lasciò per Cleopatra, regina d'Egitto. Mia madre fu esempio di amore familiare che non sempre seppi seguire. Lei, che alla morte del marito e della rivale accolse tra di noi i figli che avevano generato come se fossero stati suoi. Ho sposato Druso, figlio di Livia. Ho sempre respirato l'aria del potere, ma mai con essa ho giocato. Ho allevato i miei figli
e quando Germanico aveva 6 anni, Livilla 4 e Claudio 1, mio marito è morto combattendo nella guerra intrapresa affinché Roma conquistasse le terre dei Germani sino al fiume Elba. Ho chiesto e ottenuto di rimanere da sola, di conoscere un solo uomo. Nessun'altra festa nuziale per me. Io invece, Valeria Messalina, con l'amore ho giocato e giocato. La partita è iniziata quando Caligola, imperatore dopo Tiberio, mi diede in sposa a suo zio Claudio. Avete ascoltato lui? Ora ascoltate me. Avevo 15 anni, ero in età da marito. Forse non l'ho amato, ma l'affetto ci ha legati. Gli ho dato 2 figli, Britannico e Claudia Ottavia. E poi cos'è successo? Credete al poeta Giovenale? Lui, che senza correre pericoli ha scritto quando io già da tempo ero morta, che ero peggio di una prostituta, perché non di denaro avevo bisogno. Davvero avrei lasciato notte dopo notte il Palatino per rinchiudermi in un postribolo. Di vero c'è che ho ceduto alla passione, alla libera scelta di un compagno quando Claudio mi era stato imposto. Il desiderio contro il rispetto. Chi poteva vincere? Ho pagato per aver amato Silio, che di mia volontà ho sposato, con un rito che mimasse la realtà. Ho pagato con la vita. Il centurione mandato da Claudio mi ha trovato nei giardini che erano stati di Lucullo, sul Pincio, poco lontano da dove ora sorge Trinità dei Monti. E mentre passavo il fiume che cinge l'oltretomba, un'eco mi è giunta, quella della voce di Claudio, che il giorno dopo chiedeva perché ancora non mi fossi recata al banchetto. Ah, che ironia sapere solo alla fine che la mia sconfitta in realtà era stata la mia vittoria. Lasciamo che torni il silenzio sulla vita dei potenti ed entriamo nel mondo del mito e degli eroi. A guidarci saranno i frammenti di un affresco che decorava la stanza di una casa. Una abitazione di rango che sorgeva nel luogo oggi occupato dal battistero accanto alla basilica di Popone. Ho sempre saputo che senza di me i principi achei non avrebbero vinto a Troia. Ho sempre saputo che dalle rive dello Scamandro non sarei tornato. Io, Achille, eroe tra gli eroi, quasi un dio, e solo un uomo. A nulla valse la cura affettuosa di mia madre, che ancora bambino mi nascose sull'isola di Sciro tra le figlie del re, vestendomi di abiti femminili. Insieme a loro crebbi e di una di loro mi innamorai. Travestiti da mercanti, Ulisse, Nestore ed Aiace giunsero a corte. Tra stoffe preziose e lane da affilare, il re di Itaca nascose armi sonanti. Agli squilli delle trombe e al rumore di una finta battaglia io mi svelai e, strappate le vesti da donna, imbracciai lo scudo del guerriero. E il destino, voluto per me dagli dei, ebbe il suo inizio. Non è rimasto il mio volto tra questi frammenti, solo la mano che ancora impugna lo scudo, simbolo della mia forza, ma in realtà profezia della mia morte. L'amore, forza impetuosa fatta Dio. L'alato Eros che scaglia le frecce della passione non risparmia le divinità del mondo pagano. Al contrario, sconvolge e travolge dei e dee, facendoli innamorare gli uni degli altri, facendoli innamorare di uomini e donne, solo talvolta legandoli con solidi lacci. Amori sensuali o spirituali, consumati o soltanto desiderati, seguite la mia voce.
attraverseremo uno spazio dedicato al grigio mondo delle ombre, senza dar loro ascolto. Non ascoltate questo rumore. È il martello del fabbro che una lastra di pietra ancora ricorda intento al lavoro. Entriamo invece nel luminoso mondo degli dèi, perché anche l'amore celeste diventa mito. Si fa racconto per bambini e adulti. Si trasforma in opera letteraria, in opera d'arte, in statue e affreschi con cui decorare case, strade e piazze. L'amore celeste scende sulla terra, eternato, ricordato, ancora raccontato. Afrodite Venere, madre di Eros, signora dell'amore, espressione di quella forza vitale che proietta le famiglie oltre il presente, verso il futuro, attraverso i figli e le generazioni che verranno. Dea amata è espressione della dolcezza e della bellezza delle donne, delle spose che avrebbero affascinato i mariti, delle madri che avrebbero educato gli uomini di domani, espressione anche della pacificazione ultima che donerà la morte. Sposa di Efesto Vulcano, il dio Zoppo e Fabbro, amante di Ares Marte, signore della guerra, simboleggia il sentimento che ispira l'arte e che placa i conflitti. Ecco allora la sua immagine tradursi in statue di marmo, in immaginette di bronzo o terracotta, disposte nelle stanze delle case, destinate al larario, l'altare domestico costruito in atrio e in cucina, lasciate nelle tombe quale speranza di non scomparire del tutto. Dal De Rerum Natura di Lucrezio, poeta, I secolo a.C. Madre dei Romani, voluttuoso piacere degli uomini e degli dei, Venere nutrice, per te gli astri erranti nel cielo, il mare che porta le navi, le terre fertili di messi si popolano di creature. Solo per te ogni specie di creatura vivente può essere concepita e appena uscita dalle tenebre vedere la luce del sole. Eros scaglia la sua freccia, ma è Priapo che protegge l'incontro d'amore. Un dio generato dall'unione di Afrodite e Venere con Dioniso Bacco, dio dell'ebbrezza e della resurrezione. Priapo, segnato alla nascita dall'odio che Era Giunone nutriva verso Afrodite. Per vendetta, il piccolo venne trasformato in un essere di estrema bruttezza, basso, tarchiato, con il membro virile mostruosamente grande ed in perpetua erezione. Per gli antichi diventa simbolo di prosperità, dio del sesso come gioco, come istinto, ma anche come punizione. Egli è Signore dell'universo, protegge la vita quale forza che alimenta se stessa, gli animali, i campi coltivati, gli orti, i giardini. La sua immagine diventa garanzia di ricchezza, presente e futura. Se il simulacro è in legno, custodisce i confini dei campi. Se di marmo, è posto a sorvegliare la dimora e il giardino. In terracotta tutela il larario, l'altare domestico o diventa giocattolo dei bimbi di casa. Si producono persino piccoli pani a sua immagine, da mangiare in allegria. Dai canti di Priapo, raccolta anonima, I secolo a.C. Allontanatevi da qui, caste madri di famiglia. È vergogna per voi leggere questi versi lussuriosi. Ma quelle non calcolano l'osservazione neppure un soldo e continuano dritte per la loro strada. Le donne di casa, infatti, ne sanno più di quel che si immagina e assai volentieri osservano i grossi genitali di Priapo. Tra una serie di medaglioni che decorano in alto la parete, uno è dedicato a Zeus Giove, signore dell'Olimpo.
Lo si rappresenta con lunghi capelli, il volto incorniciato dalla barba, le spalle possenti. Divinità suprema, padre di dei e di eroi, amante ardente di passione, astuto incantatore di regine e principesse. Era Giunone, sua sposa, gli genera Ares Marte ed Efesto Vulcano. Con altre dee nascono Afrodite Venere, Hermes Mercurio, Apollo e Artemide Diana. Sulla terra, dagli amori con Semele, nasce Dioniso Bacco, da quelli con Alcmena, Eracle Ercole. Donne nobili, spesso virtuose, che Giove inganna assumendo un altro aspetto ed un'altra natura. Per avere Alcmena trasforma il suo volto in quello dello sposo, ma è con Danae e con Leda che la fantasia erotica raggiunge i suoi vertici. Danae, figlia di Acrisio, re di Argo, cui un oracolo predisse la morte per mano di un nipote, è nascosta e rinchiusa in una caverna. Ma chi può fermare un dio? Cola tra le pietre una pioggia d'oro puro. È Giove che raggiunge l'amata. Nasce Perseo. Chi può fermare il destino? Leda, moglie di Tindaro, re di Sparta, diventa la prediletta di Giove, che le appare in forma di cigno. Nello stesso giorno conosce l'amore del dio e l'amore dello sposo, incontri che la rendono feconda di prole. Figli di Giove sono Polluce ed Elena, la cui vita si intreccerà con quella della città di Troia. Figli di Tindaro sono Castore e Clitemnestra, coppie di gemelli non partoriti, ma nati da 2 uova di cigno, animale simbolo di luce e di ascesa spirituale. Sentite? È un rumore d'acqua? Forse, ma più lontano. Bimbi con la tosse? Forse, sentite? Ancora acqua. E voci di marinai? Dobbiamo salire, perché come in un girotondo dobbiamo tornare all'amore e poi al gioco, e poi ancora all'amore e poi al gioco. Seguiamo il filo delle parole e ascoltiamo insieme la voce di un giovane uomo che vuole raccontarci la sua storia. Solo 20 anni è durata la mia vita. Il mio nome è Antinoo. Sono nato in una famiglia greca, in Turchia, nell'antica regione di Bitinia. Il momento che ha segnato la mia esistenza è stato l'incontro con Adriano, imperatore, poeta e viaggiatore. Il suo animo colse la mia malinconia, la mia sete di cose nuove. Il suo corpo volle conoscere il mio. Io lo seguii. 6 anni è durato il nostro legame, anni in cui egli mi è stato amante, padre e amico. Tra noi bastavano sguardi e cenni per capirci, più di quanto voi possiate ora. Poi le acque del Nilo si sono chiuse su di me. Sono io che l'ho cercate per offrirmi vittima a Sobek, signora dei coccodrilli, e a Osiride, vincitore della morte. Un sacrificio per prolungare così la vita del mio imperatore. È stato un male oscuro che ha spento il mio respiro, facendomi scivolare nel fiume, o qualcuno mi ha ucciso. Cose sbiadite ormai e vane parole. Dal mio nome è nata una città, Antinoe, e per amore la mia immagine 100 e 100 volte è stata fissata, scolpita sulla pietra. Per la disperazione di un uomo, tutto l'impero ha visto e conosciuto il mio volto, il volto di un ragazzo diventato Dio, in alto,
tra le stelle di un cielo che non è cambiato. Mai. Si plachi ora il dolore. Ci attende il mondo spensierato dei bambini. Bambini con la tosse che, accanto al braciere, muovono marionette armate, pensando di essere gladiatori nell'anfiteatro. Bambine che accarezzano bambole e che per loro cucinano in pentoline e accendono minuscole lucerne. Ragazzini che corrono per le strade, soffiando nei fischietti o dietro alle trottole. Tramonta il sole su Aquileia romana. Finiscono i giochi, interrotti dai richiami delle tate. Torna a casa anche chi ha lavorato al porto, chi tra l'arrivo di una nave colma di anfore dall'Africa e la partenza di una barca diretta a Trieste ha ingannato il tempo giocando a tria sulle banchine. Si accendono lucerne e candelabri nelle taverne, dove entrano uomini che, accanto alla coppa di vino, domanderanno all'oste dadi e pedine colorate per passare momenti di svago o per tentare facili guadagni con piccoli imbrogli. Chissà. Oggetti senza età, realizzati in avorio, in osso, in terracotta, in ambra, in vetro, smerciati per strada da venditori ambulanti, venduti in botteghe, entrati nelle dimore e nella vita di tutte le famiglie di Aquileia antica. E come capita ancora adesso, era durante le feste di fine anno, le feste del dio Giano, quando le famiglie si riunivano, gli amici si incontravano, che ai bambini venivano regalati giocattoli nuovi. C'era chi vestiva e rivestiva le bambole, chi sistemava i soldatini, chi, tra i grandi, per ore e ore giocava sulle tavole lusorie, le antiche scacchiere. Dagli epigrammi di Marziale, poeta, I secolo d.C. Perché la trottola gira sonora con cerchi sempre più grandi? Perché la folla si scansi, se dentro la trottola cava ci sono sassolini che fanno ding, 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 ding. Dall'amore per il gioco al gioco dell'amore. Nel mondo romano, mondo senza sensi di colpa, legato ai ritmi, ai tempi della natura, il sesso era la risposta che il corpo dava ai sentimenti, al desiderio, con gioia e senza tabù. Era la prova tangibile dell'amore e la risposta più viva a quella malinconia che l'assenza della persona amata suscita in chi ama. Lo si viveva in maniera priva di malizia, senza rimorsi, purché fosse piacere condiviso e consenziente anche nella forma del pagamento mercenario. Così si comprenderà il reale significato degli oggetti che ne parlano. Lucerne, manici di coltello, statuette ed ornamenti, perché il sesso era, ed è ancora, un tramite per ribadire la voglia di vivere, negare la morte, trovare conforto nell'altro. Le immagini falliche erano validi amuleti. La forza del fallo nel dare inizio alla vita proteggeva in modo particolare i bambini, più di altri esposti al malocchio per la loro fragile grazia. Ecco allora che queste immagini vengono utilizzate per ornare piccoli anelli d'oro messi alla manina di un neonato. Diventano ciondoli da appendere con un laccio al collo. Si trasformano in tintinnabulum, il campanello che unisce immagine e suono per allontanare la mala sorte sempre in agguato. Dai canti di Catullo, poeta, I secolo a.C. Amatevi e godete e presto date figli. Un torquato piccino tenda le mani tenere dal grembo della madre al padre, sorridendo, con le piccole labbra dolcemente socchiuse. E assomiglia al padre, a Manlio. Lo ravvisi chi non sa nulla. Subito i suoi tratti dichiarino l'onestà di sua madre. All'unione fisica tra uomo e donna vengono dati valori beneauguranti. La sfera erotica era così sottilmente ma tenacemente pervasa da aspetti magici
che l'atto sessuale in sé diventava un passaggio verso un mondo sovraumano. Scene di sesso vengono riprodotte specie sulle lucerne, usate non, come si potrebbe pensare, per illuminare le stanze dei postriboli. Al contrario, erano molto diffuse nelle case e poste nelle tombe a proteggere il lungo viaggio delle anime. Dall'antologia palatina, Paolo Silenziario, poeta, VI secolo d.C. Mia bella, gettiamo le vesti e membra nude a membra nude avviluppiamo. Nulla tra noi, anche il tuo sottile velo mi appare simile alle mura di Semiramide. I corpi alle labbra si incollino, il resto celato. Vi ricordate? Abbiamo parlato delle feste che aprivano e chiudevano l'anno. Le feste, che per noi sono quelle del Natale, per i romani erano sotto la protezione di Giano, dal doppio volto. Il viso di destra guardava verso il futuro, verso la luce della primavera, verso la rinascita della natura. Un momento che il mondo cristiano celebra con la risurrezione del Cristo, la Pasqua. Una festa che tra i suoi simboli, oggi profani ma dalla radice sacra, ha l'uovo. Da dove arriva questa tradizione? È un viaggio che comincia lontano, che ci porta in Grecia e poi ci riconduce nel mare Adriatico. Sono storie antichissime che da sempre uniscono l'uovo al cigno, signore delle acque, che era il tramite tra gli uomini e il sole, simbolo dell'ascesa dello spirito e dell'essenza divina, che entra nel mondo dei Veneti antichi attraverso culti misterici. In modo particolare la religione orfica, legata alla figura di Orfeo che vince la morte con la fascinazione della poesia e della musica e che promette la vita eterna. Secondo l'orfismo è da un misterioso uovo primordiale, un uovo d'argento puro, che nasce Fanes, il primo essere generato, in greco il protogono. Ad Aquileia, nel I secolo d.C., muore un bambino. I genitori, iniziati alle dottrine orfiche, sconvolti dal dolore, mettono nella sua tomba una sfera e un uovo di marmo, cosicché il buio non fasci i suoi occhi, ma li faccia riaprire nella luce. Dagli inni orfici, inno di protogono, I-II secolo d.C. Invoco protogono dalla doppia natura, nato dall'uovo, superbo delle ali d'oro, dalla voce di toro, origine dei beati e degli uomini mortali, onorato con molti riti, vieni con gioia alla sacra multiforme cerimonia di coloro che si iniziano ai misteri. Come in un gioco abbiamo attraversato molti secoli, seguito e riannodato fili lontani, scoprendo aspetti diversi, spesso curiosi, del passato. Frammenti conservati dal caso, oggetti che per qualcuno sono stati doni o ricordi, parte comunque di vite vere. Le parole di poeti e di scrittori antichi ci hanno aiutato a ricomporre momenti, scene ed episodi che possiamo immaginare accaduti anche qui, in Aquileia romana. E qui il nostro viaggio finisce.